Bentornati in questo nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo per assistere a un cambiamento radicale delle condizioni meteorologiche proprio per l'arrivo di una perturbazione che andrà a formarsi sulla Francia e poi influenzerà anche l'Italia con la risalita di venti meridionali che colpiranno in modo particolare il sud Italia e compreso anche comunque il nord-ovest, con nevicate fino a cote collinari pensate sul Piemonte in modo particolare nella giornata di sabato. Andiamo appunto a vedere quello che succederà. Come vedete, le condizioni meteorologiche nel corso della giornata di venerdì evolveranno appunto con l'arrivo di quest'aria un po' più mite sulle regioni meridionali, quindi temperature comunque oltre i 15 gradi, e vedete poi la discesa di questa massa adriatica che influenzerà l'Europa occidentale, portando a un netto peggioramento del tempo tra la Francia e la Spagna. Questa perturbazione viaggerà poi diretta verso il Piemonte e verso le coste tirreniche, influenzando l'Italia, ma condizioni però che ne influenzeranno qui il nord-est dell'Italia e le regioni adriatiche e sud Italia, proprio perché spingeranno venti meridionali da sud-sud-est che porteranno un innalzamento della temperatura, mantenendo quindi temperature oltre i 10 gradi durante il giorno. Con l'umidità non favoriranno la caduta, quindi nevicate a cote basse, e quindi solamente il nord-ovest fino a cote collinari, soprattutto sul Piemonte, avremo delle nevicate. Proprio su quest'area risentirà di questa eruzione. Il cuscinetto che si andrà a creare su tali aree provocherà quindi delle nevicate attorno ai 400-500 metri di quota. Questo per quanto riguarda la giornata di sabato, soprattutto a partire dalla serata, quando avremo le precipitazioni nevose più abbondanti. Ovviamente la giornata di sabato sarà molto dinamica. Come vedete, gran parte della Sicilia riceverà precipitazioni oltre i 20 mm previsti, anche sulla Calabria, soprattutto su quella ionica, e poi anche sulle coste del medio alto Tirreno, come vedete, compresa anche la Toscana, la Liguria. Avremo degli accumuli oltre i 10 mm, mentre sulle pianure del nord-ovest avremo accumuli attorno ai 5-7 mm, quindi nulla di che. Poi la giornata di domenica si rivelerà un po' più instabile, come vedete, sulle regioni del sud Italia, in modo particolare sulla Sicilia, e questa riceverà degli accumuli molto abbondanti, soprattutto da Catania, e poi ovviamente qualche residuo precipitazione nella notte potrà interessare ancora ovviamente il nord-ovest in modo particolare. Poi per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, vi segnalo come arriveranno delle infiltrazioni umide occidentali, quindi cambierà gradualmente la circolazione e quindi un clima decisamente umido e anomalo per il periodo. Insomma, non si rivela nel lungo termine nulla di invernale per quanto riguarda gran parte dell'Italia. Ovviamente queste sono proiezioni che attualmente sono molto probabili. Vi aggiorno nel corso dei prossimi appuntamenti meteo.